Avvento e Maria, ripeto, Avvento, tempo mariano per eccellenza, ricordiamocelo sempre, e si arriva al Natale. E il Natale è espressione di spiritualità, dove c'è l'inizio di qualcosa. Ecco, allora abbiamo scelto di iniziare con un brano, un tropos del XIV secolo, Angelorum Glorie, la gloria degli angeli. È un vicinium, viene fatto a due voci, che proprio annuncia questa venuta di Gesù. Poi proseguiamo con il gloria, perché gloria a Dio nell'alto dei cieli. Nel Natale è proprio l'espressione massima di gioia e di spiritualità. E è stato preso dalla messa seconda del maestro Zeno Lovato. Il maestro Zeno Lovato ha composto ben 13 messe complete, Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei, senza il credo, per la scuola cattolica e per il Duomo di Oderzo. Questo Gloria è preso dalla seconda messa del maestro Zeno Lovato. E poi il terzo brano di questo quadro musicale del Natale si intitola L'amore di Dio, sempre del maestro Zeno Lovato, dove finisce con gloria e pace, che è proprio l'annuncio del Natale. Quindi Angelorum Glorie, gloria e l'amore di Dio.
gloria e pace. Non spetta a me a dirlo, ma in questo momento contingente il mondo ha tanto bisogno di pace e parte dai nostri cuori per arrivare, si spera, anche ai cosiddetti potenti del mondo, che capiscono che la pace e la buona volontà degli uomini, annunciata da Gesù, nella sua nascita, gloria e pace, deve regnare in questo mondo. Terzo quadro musicale, Avvento, Natale, arriviamo alla Quaresima e Settimana Santa e la Pasqua. Abbiamo scelto 4 piccoli brevi brani ma significativi. Christis est anima mea, la mia anima è triste fino alla morte, usque alla morte.
È un responsorio di Marco Antonio Ingegneri del 1500, proprio del Giovedì Santo. In particolare a un certo punto, vedete nella seconda parte, dice Vox fugam capieris, voi mi darete la fuga ed io mi immolerò per voi. Penso che sia veramente il centro della settimana santa, e pensare voi mi darete la fuga, voi sarete disperati, ma io mi immolerò per voi e per salvare il mondo. Poi proseguiamo Anima Christi, è un post comunio, un canto di comunione. Giovedì Santo sappiamo che è il giorno dell'Eucaristia, e quindi è significativo questo perché è un canto appunto di comunione e ci rappresenta proprio in un ambito comunitario. E poi facciamo 2 brani del giorno di Pasqua. È Risorto del maestro Roberto Risotto, già organista anche lui dell'uomo di Odenzo, e per terminare con Cristo Risusciti del maestro Zeno Lovato, che finisce con un alleluia, e non potevamo non finire con un alleluia questo nostro breve momento di condivisione emozionale tramite il canto. Quindi Tristis est anima mea, anima Christi è risorto e Cristo risuscita.